ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia e alla fine Vincenzo Pandetta, conosciuto in arte come Nico, è stato arrestato. La condanna era arrivata alcuni giorni fa, la pena inflitta dai giudici di 4 anni e 5 mesi di reclusione per spaccio ed evasione. Durante l'arresto di oggi Pandetta aveva in tasca 12.000 euro, è stato bloccato a Milano dopo aver dormito in una stanza affittata dal suo manager, un uomo di 33 anni di origini albanesi che stamani era con lui nelle fasi precedenti all'arresto. Con Pandetta c'era anche un amico di 38 anni con precedenti per falso alla guida dell'auto sulla quale è stato poi bloccato. La posizione dei due è al vaglio dell'autorità giudiziaria. E sala 2 il bilancio dell'incidente avvenuto lungo l'autostrada Palermo-Messina all'altezza dell'hotel Costa Verde di Cefalù pochi giorni fa. A causa dell'incidente, a quanto pare di natura autonoma, è morta la scorsa notte Carolina Tripodo, di 67 anni. Nel tragico sinistro era già morto il fratello della donna, Carlo, di 71 anni. Sull'auto, trafitto dal guardrail sul quale il conducente si era schiantato, era anche presente la nipote dell'uomo di soli 22 anni, rimasta ferita. E passiamo al Covid. In Sicilia si registra oggi un incremento di 1.234 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1.608, 5 i decessi, 369 i dimessi guariti. Palermo e Catania in testa per contagi. In Italia sono invece oltre 41.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. In diminuzione anche i decessi, 81 contro i 113 di ieri. Il tasso di positività passa al 17,9%. In lieve calo le terapie intensive, mentre sono 69 in più i ricoveri nei reparti ordinari. In chiusura le previsioni meteo in Sicilia per domani, prevista una giornata soleggiata. La Protezione Civile della regione siciliana non ha diramato alcuna allerta meteo, non sono previste precipitazioni significative e i mari saranno calmi, i cieli saranno sereni e non ci saranno venti forti. Le temperature massime saranno sopra le medie stagionali. È tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.